TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. La cronaca. È morto Mauro Perenni, 67enne di Preganziola, accoltellato ieri sera dopo una lite da una 56enne di Treviso, Barbara Mazzariola, amica della defunta moglie, che l'uomo ospitava in casa da qualche mese perché sfrattata. L'uomo è deceduto nelle prime ore del mattino di oggi nel corso dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto in ospedale a Cafoncello a seguito del ferimento. La donna è stata arrestata per omicidio aggravato. I fatti sono avvenuti in via Fratelli Bandiera a Frescada di Preganziol. Sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 che Perenni ha chiamato autonomamente e i carabinieri della stazione di Mogliano che hanno subito fermato la 56enne portandola in caserma per accertamenti. Da chiarire del tutto i motivi della lite fra i due. L'arma utilizzata è un coltello da cucina che è stato sequestrato. Si chiamavano Elisa Denardi, quarantenne di Conegliano, e Abel Ayala Anchundia, 38enne originario dell'Ecuador, di Vittorio Veneto, i due scialpinisti morti ieri domenica 16 marzo, dopo essere stati travolti da una slavina caduta a Forcella Giao, a 2300 metri di altitudine. Lei sarebbe rimasta 2 ore sotto 4 metri di neve, lui un'ora sotto circa 2 metri. Denardi è deceduta nella tarda serata di domenica all'ospedale Cafoncello, mentre Anciundia, trasportato in elicottero a Mestre, ha perso la vita poco dopo la compagna di escursione. Insieme a loro c'erano Andrea Denardi, 51 anni, fratello di Elisa, il quale è rimasto sepolto fino al collo e ha riportato la frattura a una caviglia, e un quarto compagno di escursione che ha dato l'allarme ai soccorsi. Questo è quanto viene riportato dalle testate giornalistiche locali. Ancora cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato per peculato il fratello e tutore di una persona invalida che si è appropriato di 50.000 euro non pagando le rette della casa di riposo. Le indagini hanno avuto origine proprio dalla denuncia del nuovo amministratore di sostegno, un avvocato trevigiano, resosi immediatamente conto di anomalie nell'utilizzo dei risparmi dell'anziano e della mancanza dei rendiconti delle spese sostenute per conto dell'uomo invalido, le quali, per espressa previsione di legge, devono essere periodicamente trasmesse al giudice tutelare che ne valuta la legittimità. I dettagli della vicenda nel nostro sito notizieplus.it. E un incendio che ha coinvolto un'auto e un furgone è divampato poco dopo le 3 di ieri, domenica, in via del Medico a Volpago del Montello, in un parcheggio privato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. La squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna, intervenuta con 2 automezzi, ha spento con la schiuma i 2 veicoli avvolti dalle fiamme. Una terza anche in questo caso solo parzialmente coinvolta dal calore. Le cause dell'arogo sono al vaglio del personale dei vigili del fuoco intervenuti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.